Evvivano i litiganti, bene Salvino. Eccellente Marzimino. È una delle celebri arie del Don Giovanni di Mozart, che cita uno dei vini storici della Marca. Il Marzemino cantato dal seduttore è il Marzemino di Refrontolo e in particolare il Passito, vero nettare che Mozart avrebbe scoperto e soprattutto apprezzato grazie al suo librettista, quel Lorenzo da Ponte di Cendra, quando non era ancora Vittorio Veneto. Il Mozart si sa che andava, tra i suoi viaggi veniva spesso a Venezia e è molto probabile che gli sia stato portato questo nostro prodotto d'eccellenza. Si narra che botticelle di Marzemino da Refrontolo siano partite per diversi anni verso Praga, dove tra banchetti e balli pare contribuisse ad abbassare la soglia del pudore delle nobili donne del luogo. Una storia lirica e sensuale quella del Marzemino di Mozart, tanto da arrivare anche davanti ad un giudice. C'è una contrapposizione simpatica tra il nostro comune e un comune del Trentino, perché anche loro hanno il Marzemino, che così si chiama, e in passato c'è stato anche un processo simpatico, ma sempre un processo per stabilire quale effettivamente fosse il Marzemino di Mozart. Diciamo che alla fine è finita in parità. Considerando che la questione è di vino e musica, potremmo dire che in questo caso alla fine, come tutti i salmi, è finito in gloria. Di certo il Marzemino, inebriando Amadeus da Salisburgo, ha contribuito a tratteggiare il gran seduttore Don Giovanni e forse anche molte altre opere di Mozart, dove amore e seduzione compongono la trama principale. Il vostro vino è un po' seducente, un po' come il Don Giovanni, che è seduttore. Di sicuro, sicuramente l'abbinamento è dato anche da questo. Ecco, il nostro vino, perché noi insistiamo a dire che è il nostro, perché è un vino dolce, amabile e quindi ben si presta a quegli eventi mondani ai quali sicuramente il Mozart partecipava. Insomma, per sedurre bene una donna ci vuole un buon Marzemino Passito. Di sicuro, provate e il risultato non si farà attendere.